pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ringraziamo per essere con noi anche questo pomeriggio. Sindaco, partiamo subito con l'avvertenza STM. Dopo il sit-in a Palermo, il ministro Urso ha convocato i lavoratori per un incontro a Catania per il 28, ma i sindacati non accettano, anche perché quel giorno c'è lo sciopero nazionale della loro categoria e chiedono una convocazione al Ministero. Vediamo. L'avvertenza ST Microelectronics preoccupa i lavoratori ed agita i sindacati che a Palermo hanno dato vita ad un sit-in sotto la presidenza della regione. La risposta è stata quasi immediata, tanto che il ministro delle imprese e del Made in Italy, siciliano Urso, ha convocato un vertice a Catania previsto alle 16 di venerdì 28 marzo. Tutti contenti? Niente affatto, visto che i sindacati non vedono di buon occhio l'incontro in salsa catanese. Chiaramente ringraziamo il ministro Urso per questa convocazione, ma non ci soddisfa assolutamente. L'unico tavolo vero che si può aprire sulla discussione sulla ST Microelectronics è quello ministeriale. Non vorremmo che Catania, soprattutto in un incontro programmato per alle ore 16 del pomeriggio, possa diventare solamente una chiacchierata magari di informazioni importanti, ma che non entra nel merito rispetto a quella che è una situazione molto più grande, molto più importante, che coinvolge tutto il territorio nazionale. Che succede alla microelettronica? Ma la microelettronica non è in crisi nel settore mondiale, non è in crisi, nemmeno la ST è un'azienda in crisi, perché comunque continua a fare utili, ma ci sono delle dichiarazioni da parte dell'amministratore delegato Jean-Marc Chery che parla di una rimodulazione degli impianti manufatturieri e parla anche di un ridimensionamento del personale. Non siamo riusciti ancora a entrare nel merito di queste questioni, ci preoccupa molto perché non sappiamo se Catania rientrerà in questo piano e di conseguenza vogliamo vederci chiaro. La partita si sposta in ambito nazionale ed esattamente al Ministero, coinvolgendo gli attori protagonisti e soprattutto i vertici dell'azienda italo-francese. Rientriamo in studio in diretta con il sindaco. Lei naturalmente non è coinvolto in questa vicenda, ma che impressione ha ricavato? No, direttore, in parte sono coinvolto perché comunque ho avuto numerose interlocuzioni con il ministro Urso. A me sembra alquanto stravagante questa presa di posizione dei sindacati o del sindacato, non so, visto che ha parlato uno solo. Perché il ministro Urso, venendo a Catania, mostra un'attenzione, una sensibilità sulla questione catanese pari a nessun altro. Quindi il fatto che si voglia che a Roma si discuta di vicende catanesi quando invece il ministro viene a Catania per discuterne nel nostro territorio, credo che sia molto singolare. Quindi non vorrei che fosse... C'è anche un problema di data, perché il 28 è il giorno di uno sciopero nazionale di categoria, metalmeccanici, insomma, loro dicono ma perché non possiamo vederci a Roma in un altro momento, non quando c'è una presenza sindacale. Il problema è di ST a Catania. Se i sindacati vogliono conoscere quali sono le prospettive, devono essere loro a venire. Non ho capito per quale ragione ritengano il fatto che vi sia uno sciopero in contrasto con questo incontro. Io lo considererei un'opportunità, però io faccio il sindaco, non faccio il sindacalista. E ne prendo atto. Io ribadisco, è una cosa di cui... per la quale ringrazio ufficialmente e formalmente il Ministro, perché ancora una volta, così come è già accaduto in passato, mostra che tanta attenzione per il territorio catanese. Bene, grazie anche a lei sindaco, perché sicuramente i dipendenti e i lavoratori dell'STM ascolteranno le sue valutazioni. Adesso passiamo a un'altra vicenda che la può coinvolgere direttamente sicuramente. Dopo la nube di ieri mattina, anche stamattina bruciava ancora la spazzatura accatastata nei pressi del Ferro Biscari. È uno scempio ambientale che veramente ha mortificato la città, ripetiamo, ieri mattina, ma anche stamane è ancora in corso, e poi ci sono altre immagini che francamente, come dire, sono, come si dice, disturbanti. Eccole. Brucia ancora e brucia vedere uno scempio del genere a pochi passi dal porto e sotto lo sguardo dei turisti. La terra dei fuochi di Catania, senza catastrofismi, ha il sapore acre del fumo che rende irrespirabile l'aria e che certo non fa bene alla salute. Ieri è stato necessario evacuare anche la scuola Dusmet Doria di Via Playa. Oggi si prende atto che l'affaccio a mare è tutto tranne che attrattivo, per buona pace di chi si cimenta in proclami turistici e di rilancio. Mentre si indaga per risalire agli autori, che quasi certamente la passeranno franca, a pochi metri dall'ex Italcementi, dove si è sviluppato l'incendio di rifiuti e plastica, si continua a scaricare di giorno e di notte. Guardate com'è ridotta via Barcellona. Sono sempre le stesse persone che buttano la spazzatura. Le è capitato di vedere persone che scaricano?
è capitato litigare con le persone che scaricano. Sicuramente non è un bell'aspetto vedere questa spazzatura e non è facile lavorare in questo contesto. Ci sono le telecamere ma non funzionano, credo che non funzionano perché se no non succederebbe questo disastro, perché è un disastro. Vuole lanciare un appello al sindaco Trantino? Se il sindaco potrebbe fare qualcosa, telecamere, mettere magari a ronda, fare un giro con i vigili urbani. E questo è lo spartitraffico di via Acquicella Porto, dove la spazzatura occupa ogni cosa a ridosso di un attraversamento pedonale. C'è anche un vecchio baule, ma in questo caso la caccia al tesoro non c'entra nulla. Alcune telecamere ci sono, ma non sono funzionanti. Ed allora, ci chiediamo, non sarebbe più utile far passare qui i mezzi dell'esercito che vengono utilizzati in via Etnea? Una presenza costante potrebbe essere un ottimo deterrente qui, dove lo Stato è il grande assente. Una domanda sacrosanta, sindaco, questa, no? Allora, cominciamo col dire che mi pare che l'incendio sia avvenuto su area privata, non su area pubblica. Questo non significa che non sia comunque una cosa grave. Rispetto alle possibili perlustrazioni dei militari, non dico che non sono io a stabilire quale sia il perimetro d'azione, dico solo che secondo me è sbagliata la fine quando si dice che manca la presenza dello Stato, dove se per presenza dello Stato si intende fisicamente il passaggio di qualche pattuglia, allora ha ragione il Tonino De Mana. Nel momento in cui presenza dello Stato si intende invece per reazione, quelle telecamere a me risulta che funzionino. Ma lì dicono che non funzionano. Vabbè, loro non possono saperlo. Direttore, voi non avete idea di quanti ne contravvenzioniamo, di quanti ogni volta trasmettiamo alla Procura della Repubblica per le condotte che costituiscono reato. Non possiamo dare ogni giorno informazioni specifiche, però noi periodicamente mandiamo un report su quello che abbiamo fatto negli ultimi 20-30 giorni e sono interventi importanti. Il problema è che non sono radicali, non sono dissuasivi. Io ribadisco sempre che attendo un segnale rispetto alla possibilità di disporre il fermo amministrativo dei mezzi, che già sono certo ci potrebbe consentire una maggior capacità di penetrazione in questo fenomeno di degrado. Ma vede, il problema fondamentale è che quando io riunisco ieri alcune nostre direzioni perché dobbiamo incrementare le entrate, perché solo così possiamo dare le risposte su tutte le nostre debolezze, vedi per esempio la manutenzione stradale, e dico che c'è bisogno di incassare maggiori somme. Una volta che mi viene opposto che noi stiamo spendendo 4.700.000 euro per la bonifica di micro e macro discariche voluti da questi animali che continuano ogni volta a vandalizzare e degradare il nostro territorio, a me sorge un complesso di frustrazione, amarezza, rabbia, ma nello stesso tempo non di resa. Perché è chiaro che per quel che ci riguarda noi un'iniziativa che possiamo mettere in campo la mettiamo. Fino a questa mattina sono andato all'incrocio fra via Nomachia e via Santa Maria dell'Aiuto, che è sempre oggetto di abbandono di rifiuti, e abbiamo immaginato con alcuni residenti, che sono la parte migliore poi della città, con alcuni residenti abbiamo immaginato uno strumento per contenere questo degrado attraverso la realizzazione di murales, attraverso la realizzazione di opere che possano in qualche modo invogliare a rispettare il territorio. Io mi rendo conto che laddove c'è una condizione degradata per la presenza di edifici che non sono manutenuti, che non sono in condizioni integre, in qualche modo per la teoria della finestra rotta si è anche un poco invogliati. Come noto. Esatto, si è un poco invogliati ad alimentare il degrado. Quindi se noi, non potendo intervenire su beni privati, però chiedendo il permesso, possiamo quantomeno renderli migliori, più belli, ma nello stesso tempo dare una rappresentazione visiva di che cos'è la bellezza, di cos'è una condizione migliore, sono certo che lì non butteranno più rifiuti. Ma questo, direttore, sia ben chiaro, non è che mi rassereni sul fatto non lo buttano lì e quindi non lo buttano più. Andranno a spostare il luogo della discarica, ma fino a quando non si capisce che questi soggetti devono cambiare registro, allora sarà difficile superare questa condizione. Io con gli scooter a volte mi trovo a seguire camion, mi trovo a seguire motoapi, altre volte sono alcuni cittadini che mi mandano questi video, e ribadisco, noi là interveniamo, ma stiamo parlando di gente che è nulla tenente. Io ho chiesto a Roma un altro tipo di intervento legislativo
per la sospensione del reddito di cittadinanza, del reddito di inclusione, se non addirittura per la revoca. Sarebbe un fatto forte. Ha avuto risposte? Mi hanno detto dobbiamo pensarci perché comunque è rischioso per le conseguenze che può determinare, ma se anche non disponiamo la revoca immediata, ma una sorta di diffido, una sorta di ammonimento, per cui alla successiva manifestazione di decreto a quel punto revochiamo, io credo che a quel punto i cittadini ci penserebbero più volte. Certo, un'ottima strada, ma non per essere insistente, ma l'idea della ronda, dei passaggi periodici. Il mio interlocutore in questo caso è il prefetto. Certo. Io glielo dirò, fermo restando che però credo che loro abbiano come raggio d'azione solamente il centro storico per specifiche disposizioni ministeriali. Verificherò. Bene, questo è molto importante. Adesso ancora una domanda che ci manda un nostro ascoltatore sui rattoppi stradali, è una cosa di cui parliamo frequentemente. Possiamo trasferirci, qui siamo a Largo Bordighera e qui come vedete la segnalazione che ci viene fatta è alla prima pioggia il rattoppo, diciamo, il catrame va via così, no? Ecco, questa è un po' la situazione che è stata filmata da uno dei balconi di Largo Bordighera, di uno dei residenti di Largo Bordighera. Ecco, l'altra volta lei stesso ci diceva che in fondo più di questo non riuscite a fare. Noi con gli uomini e con i mezzi che abbiamo possiamo fare solamente questo, perché abbiamo 2 squadre solamente, ma soprattutto noi non abbiamo neanche un rullo. Il rullo è quello che serve poi per passare, per comprimere il bitume, per comprimere l'asfalto. Ieri mi sono visto con il consiglio di amministrazione di Multiservizi, nonché con altri nostri dirigenti, perché una cosa che vorrei prendere in considerazione è l'idea, attraverso le spese di investimento che ci consentono le risorse comunitarie, di cominciare a pensare a una flotta di mezzi che ci permette di intervenire. La questione è che poi ci mancherebbe il personale, però è naturale che su questa cosa tutti siamo d'accordo sul fatto che non possiamo rimanere a braccia conserte, ammesso che lo siamo mai stati. No, non c'è dubbio. Abbiamo capito. Dobbiamo individuare delle soluzioni, fermo restando che in ogni caso stiamo parlando di interventi di rattoppo, ci vogliono degli interventi di radicali. Ricordo, per averlo detto 2 settimane fa, che noi stiamo aspettando che il 4 aprile cessi il termine per la scadenza per la presentazione del bando di rigenerazione urbana, che deve essere destinato per una quota pari circa 60 milioni di euro a 3 comuni metropolitani di Palermo, Messina e Catania. Abbiamo già concordato con i sindaci Lagalla e Basile di destinarli tutti e 3 comuni alla ripavimentazione stradale, quindi si parla di interventi che mi auguro prima dell'estate possano, quindi Palermo, Catania e Messina, possono essere compiuti, ma anche in questo caso non pensiamo che con 20 milioni di euro, ammesso che ce ne giungano 20, possiamo rifare la città, perché il costo stimato per tutta la ripavimentazione stradale, quindi l'efficientamento funzionale della nostra rete viaria, mi hanno stimato un importo di circa 400 milioni di euro. Caspiterina, e invece quanto riuscireste a ottenere? Con 20 milioni, ma già se noi con 20 milioni cominciamo a lavorare, ma lavorare significa non mettere asfalto, significa scarificare e mettere asfalto, in modo che così i lavori durano molto più a lungo, ma già io mi auguro che una trentina di chilometri, quarantina di chilometri riusciamo a farli. Poi tutte le strade a Catania credo che siano intorno ai 900 chilometri, non tutte ovviamente richiedono interventi di manutenzione così importanti, ma la maggior parte sì. Domande dei nostri ascoltatori. Allora, sì, ma fatemi dire che possono mandare il loro WhatsApp al 342 74 55005 oppure una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Adesso mandiamo la pubblicità e poi toccherà a voi in ascolto e il sindaco Trantino vi risponderà. State con noi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che è ancora con noi per una decina di minuti circa e quindi fa in tempo a rispondere alle vostre domande in diretta. Vediamo se ci sono già i primi WhatsApp. Di solito lei ne raccoglie centinaia e centinaia, sindaco. Urgente segnalazione per il sindaco Trantino: i semafori di via Vincenzo Giuffrida non funzionano da mesi. Io stamattina sono passato, però funzionava quello lungo
dell'incrocio. Fino a 12 minuti fa funzionava perché sono passato da lì, quindi non so a quale si riferisca. Semafori pedonali mi specificano dalla regia, scusi. E funzionano tutti. Funzionano. I venti in uscita funzionano tutti, anzi la cosa che ogni volta a me fa piacere registrare è che oramai tutte le auto si fermano con il rosso, non passa più nessuno rispetto al passato, e questo è un segno di progressiva maturazione, quindi non so a quale si riferisca. Non mi sfugge. Va bene, prendiamo atto, se il sindaco ha detto una cosa del genere, così è. Vediamo il prossimo messaggio. Buongiorno signor sindaco, com'è finita con l'illuminazione di via Ustica? Lì si è ancora al buio. Sì, mi ha spiegato l'Enel che per un problema, confesso che adesso non lo ricordo, l'ho chiesto molti giorni fa, comunque a seguito dell'esplosione c'è stato poi un problema nella riattivazione delle utenze, e non ricordo se per una questione di danneggiamento della cabina elettrica o se per un problema di sicurezza, visto che devono essere fatti dei lavori, credo che debbano essere fatti ancora dei lavori dall'Enel, che mi era stato detto avrebbero compiuto subito, nel momento in cui, a distanza di circa 3 settimane dal momento in cui mi è stato mandato un messaggio simile, ancora non si è intervenuto. Sarà mia premura chiamare subito l'Enel per capire perché qui siamo ancora non sulla abbiano... zona Trappeto Sì, Trappeto Nord. Va bene. Vediamo altro messaggio ancora. Ce ne sono altri? Un momento che adesso caricano in regia. Ecco qui. Buonasera signor sindaco. In via Fulci, zona Borgo, è da sempre senza marciapiede dal lato delle abitazioni, rappresentando un rischio per i residenti che usciamo come residenti dalle nostre abitazioni. Si possono prendere provvedimenti? Allora, certamente non possiamo realizzare i marciapiedi perché in questo momento non avremmo la forza economica per farla, però potremmo realizzare, se gli spazi lo consentono, dovrei verificare, possiamo realizzare però una striscia pedonale magari garantita da alcuni paletti, in modo che così le macchine non invadano quest'area. Magari adesso, visto che devo tornare al comune, scendendo ci passo un attimo e verifico qual è la situazione. Le daremo anche il recapito eventualmente di questa persona, di questo nostro ascoltatore. Vediamo un po' ancora, signor sindaco, invece di pensare alla pista ciclabile, questo già parte così, pensi ai venditori abusivi in via Aurora, Corso Indipendenza, altezza Bar Soave. I vigili urbani passano e fanno finta di nulla, questo dice l'ascoltatore. Auto sulle banchine H24. E se sei bello ti tirano le pietre, e se sei brutto ti tirano le pietre. Da un lato credo che tutti possano dare atto di una quantità di interventi per reprimere l'abusivismo come mai si è verificato nel passato, grazie anche al fatto che abbiamo irrobustito la dotazione organica della nostra squadra amministrativa. Dall'altro c'è chi si lamenta per le troppe contravvenzioni, in questo caso ci si lamenta per le poche contravvenzioni. Certamente quella davanti a Bar Soave ha ragione il teleascoltatore, non mette in dubbio che abbia ragione, perché quando passo anche io vedo che c'è una situazione, definirla di caos già è un eufemismo, ma veramente di insostenibilità. Adesso noi con il nuovo decreto che ha eliminato il taglia idonei, cosiddetto taglia idonei, possiamo assumere, speriamo di farlo entro metà aprile, nuovi 100 vigili urbani, e in questo caso possiamo mettere ulteriori risorse sulla strada, perché ricordo che tutti questi 80 che noi abbiamo assunto li stiamo destinando soprattutto alla squadra amministrativa e ambientale, proprio perché in questo momento la viabilità c'è coperta pure dall'MTS, che però forse lì su Corso Indipendenza e in via Aurora dove c'è stato detto forse non può intervenire. Verificherò, comunque ci vogliono dei passaggi progressivi. I vigili che sono eletti da poco li mettete quasi sempre negli uffici? No, negli uffici. Squadra amministrativa e squadra ambientale significa anti-abusivismo e anti-zozzoni, chiamiamola così. È chiaro che nei momenti in cui io dovessi riscontrare la veridicità di quel che ha detto il teleascoltatore, ripeto, non perché lo mette in dubbio, ma perché ho bisogno anche di vedere quali sia il mezzo, a quel punto prenderei provvedimenti nei confronti della pattuglia che è passata lì. Spesso mi è capitato in passato che abbia fermato qualche pattuglia chiedendo la repressione di un illecito sotto i loro occhi. Mi ho detto: ma non è nostra, noi siamo di un'altra squadra, non mi interessa nulla, voi siete corpo di polizia locale e dovete intervenire. I 100 nuovi vigili arrivano, ha detto? Credo metà fine aprile.
Beh, manca poco più di un mese. Vediamo il prossimo messaggio. E nel frattempo Buongiorno. ci sarà anche, Scusi. questo è più importante, perché comunque raddoppieremo la forza in termini di coordinamento, il nuovo comandante e il vice comandante che mancava da decenni. Ah, bene, portate anche questo. Buongiorno Sindaco, ancora quanto tempo bisogna aspettare per la riapertura di via Galermo dopo l'esplosione della tubatura del gas? Grazie. Qui torniamo un po' alla zona di Trampetono. Allora, la riapertura di via Galermo non so quali siano i problemi per cui ancora non l'abbiano aperta. Credo che ci sia ancora un problema di sicurezza, però non lo so, in questo momento non so. Io non voglio fingere di sapere tutto, quindi mi informerò, perché su questa cosa di via Galermo ero convinto che l'avessero riaperta e certamente diventa un problema nel momento in cui apprendo che è ancora chiusa. Quindi non dovrebbe mancare molto, devo dedurre. Più che altro mancano pochi minuti alla mia richiesta di informazioni, dopodiché capirò qual è il problema. D'accordo, grazie Sindaco. Allora, vediamo il prossimo messaggio. In città si lotta contro i mulini a vento, non paghiamo la noi paghiamo la Tari anche per chi non la paga, ma la città sembra un'enorme pattumiera. Questa è una domanda. Purtroppo è una realtà che mi auguro molto presto cessi. Io già stasera ho un incontro per capire a che punto siamo rispetto a un metodo che stiamo noi provando a mettere in atto per stanare gli evasori, perché la cosa che più dà fastidio è il fatto che molti non paghino. Certo, che fa aumentare poi... Certo, anche se comunque abbiamo aumentato la quota di riscossione, progressivamente riusciamo ad aumentarla, ma non siamo ancora a livelli soddisfacenti per come intendo io, soprattutto perché possiamo arrivare al 70%, possiamo arrivare al 75%, ma io mi rendo conto che quel 25%, quel 30% che non paga è poi quel che provoca la condizione di maggiore fastidio da parte dei cittadini, che invece sono ligi alle regole, perché non solo sono costretti a pagare, ma lo devono fare, come giustamente era scritto, anche per quelli che non pagano, perché la quota di Tari non si può ridurre. Noi abbiamo una Tari altissima, ma dobbiamo intervenire da un lato riducendo i costi per i rifiuti, compresi quelli delle bonifiche delle discariche di cui ho parlato pochi minuti fa, dall'altro nello stesso tempo cercando di riscuotere quanto più possibile. Devo dire che oramai ci stiamo allineando a percentuali simili a quelle di molte altre città del nord in termini di riscossione, ma dobbiamo fare meglio. Sindaco, mi scusi, dalla regia mi segnalano che l'ascoltatore di prima insiste e dice i semafori di via Vincenzo Giuffrida all'altezza di via, se ho capito bene, Battaglia, era via Battaglia, non funziona. Via Battaglia? Di via all'altezza del tabaccaio, chiedo scusa Sindaco. Allora, semaforo di via Vincenzo Giuffrida pedonale. Tabaccaio Vincenzo Giuffrida è abbastanza lunga, quindi non... Qual è questo semaforo? Non sto riuscendo a focalizzarlo. Allora, i 4 semafori pedonali che ci sono da Viale Mediterraneo fino a Viale Sanzio funzionano, perché l'ho verificato io. Non vorrei che fosse solo un problema magari che non funzioni qualche lampadina. Ecco, però potrebbe... comunque il rosso e il verde insomma si vedono, tant'è vero che io ogni volta però non voglio fare il presuntuoso, lo controllerò. No, sì. E questo ascoltatore ci fa sapere, mi comunicano dalla regia sempre, che ha mandato una PEC proprio su questo al comune. Le PEC, mandate il messaggio a Tonino De Mana, mi arriva prima. Grande Tonino. È il mio PEC. Allora andremo a guardare, andremo con Tonino De Mana, il nostro cronista d'assalto. Buongiorno Sindaco, proporrei una campagna pubblicitaria comunicando chiaramente a quanto ammonta la multa per abbandono di rifiuti. Ma guardi, il problema non è, perché comunque è abbastanza noto che sia da 300 a 3.000 euro la multa per abbandono di rifiuti. Il problema è poi la capacità di pagamento da parte di coloro i quali abbandonano i rifiuti. Ripeto, a parte casi, io stamattina ho fatto multare un'istituzione, non dico per delicatezza quale, perché aveva lasciato 2 sacchi di rifiuti in pieno centro storico. E quanto ha pagato? Non gliel'ho chiesto, non l'ho chiesto a chi ha fatto. Quindi, a parte questo, comunque il problema poi, dicevo, è sul fatto che molti di questi che noi cogliamo in fragranza di abbandono poi non hanno le risorse, cioè nel senso, se noi volessimo procedere con un'esecuzione forzata
non andremo a trovare nulla. Io vi posso mandare decine e decine e decine di video sulle strade, quelle più note, che sono oggetto di abbandono proprio costante di rifiuti. L'altra volta mi hanno mandato il video di una motoape strapiena, stracolma di rifiuti, che ha poi scaricato in prossimità del cimitero inglese. Quando poi riprendiamo molte volte, noi là sequestriamo, ieri abbiamo sequestrato 2 motoapi, ma i catanesi, e lo capisco, non hanno neanche la percezione, non possono avere la percezione né del fenomeno né di quello che facciamo come attività di contrasto. Quante motoapi avete sequestrato ieri? Ieri 2. Ah. Abbiamo tempo per l'ultimo messaggio? Non ho capito questo. Sì, perfetto, questo è l'ultimo. Buon pomeriggio, volevo informare la sindaco, la informa che se può fare qualcosa per la mancanza della luce al viale Bummacaro, numero 16. Mi pare che ne abbiamo parlato forse in passato. Non mi pare. Siamo persone anziane, grazie. Bummacaro 16. Lo mando subito questo in diretta a chi... Beh, va bene. questo ci fa molto piacere, sindaco, vedere che il sindaco reagisce in maniera diretta quando ci sono segnalazioni di questo genere. Io direi, sindaco, che se lei è d'accordo ci possiamo fermare qui e darci appuntamento a mercoledì prossimo. Lei potrà mercoledì? Allo Stato sì. Allo Stato sì, molto bene. Vedete il sindaco impegnato in diretta nella segnalazione che il nostro ascoltatore ci ha fatto. Questo è il senso dell'appuntamento con il sindaco. I vostri messaggi arrivano in tempo reale, in diretta, e appena il sindaco, quando può naturalmente segnalare ai suoi uffici e ai suoi collaboratori, lo fa senz'altro. Grazie per essere con noi. Grazie. L'appuntamento è a mercoledì prossimo. Buon pomeriggio. E mi consenta di rivolgere un sentito augurio a tutti i papà e a tutti i figli. Bene, molto importante anche questo, ci uniamo a questo, grazie, e i nostri programmi proseguono su Telecolor. Buon pomeriggio.